Ma se questi uomini non ragionano, perché dobbiamo andarci di mezzo noi? Senti, io non ho mai voluto fare la psicologa, che penso nemmeno tu. E allora, perché dobbiamo cominciare proprio con questi? Io non voglio interpretare, le cose me le devono dire. E allora glielo chiedi tu. Con garbo gli domandi, caro, oltre che con me, con quanta altra gente scopi? Perché questa è la situazione. Lui ti mette le corna e lo sanno tutti. Lo sanno nel palazzo, lo sanno fuori del palazzo, lo sanno pure nel mio palazzo. Io per certe cose ho esperienza. Ti assicuro, sei sempre l'ultima a saperlo. Maro, tu stai ancora a piangere appresso a questo. Chi sta su woman e merda, lo vuoi capire? Senti, nessuno può capirti più di me. Sto ngachine corna e lo sapevano tutti. Nel mio palazzo, fuori dal palazzo, persino dentro al tuo palazzo. Dai, mica mi vorrei far credere che mi hai chiamato per caso. Avevi bisogno del parere dell'esperto. Incazzata? No. E che c'entri tu? Io aspetto che amore. No. Ha da proprio morire. Senti, io ho capito una cosa e vorrei che la capissi pure tu. I miei problemi nascevano e morivano con quella persona. Senza sto in pace. E deciditi pure tu. Esci, conosci, pigli un po' d'aria. Ma che c'entra? Non dico di scopare col primo che capita. Parlo di una tua serenità personale. No, non è probabile. È una certezza matematica. Secondo te, se tu gli fai un discorso del genere, lui si riprende? Lo recuperiamo? Ma sai quanti discorsi abbiamo fatto? Sai quante volte mi ha detto che sono la persona più importante della sua vita? E questo che significa? Che vuoi il bene per me, giusto? E il mio bene qual è? Che mi hanno a crescere corna in capo. Lo sentiva le canzoni d'amore e me le dedicava. Pizza tua machinatoria. Io vorrei sapere solo una cosa. Ma che mi ha dato in tutti questi anni? Ma solo attaccato un paio di volte l'influenza. Che cosa hai detto? Eravamo una bella coppia. Ma perché? Eravamo una coppia. In 2 anni non mi ha mai presentato nessuno della sua famiglia. Non mi ha mai portato a casa sua. Mica dovevano sapere. Come amica? No, per carità, potevano insospettirsi. Sì. Si rilassava mai. Per strada si vergognava. Però devi vedere come si rilassava quando mi metteva le corna. Da tempo non si parlava più. Era finita. Ma non tenevamo nessuno il coraggio di dircelo. Io facevo tutto quello che diceva lei. Tutto quello che voleva lei. Sì, la secondavo. Stronza! Ultimamente c'aveva sempre le mestruazioni. Normale, 3 volte al mese. Ma che poverina! Quando la tua ragazza ti dice che ha le mestruazioni, è come quando la moglie che dice al marito che ha il mal di testa. E che ho fatto? Niente. Non ho fatto niente. L'ho fatta finita. Quando è stato? Quella sera, a cena. Non è semplice, ma qualcuno doveva parlare. Quella cessa. Si era messa pure la mia camicetta preferita. La scollatura più provocante d'Europa. Quella a fiori. Quella che le ho regalato per il compleanno. Marò, quella che abbiamo comprato io e te. E com'è andata? È andata. Non gliele arriva troppo addosso quella camicetta. Ma stavolta ho fatto tutto io. Ho fatto tutto da sola. Perché la amo. E la amo ancora. Anche tu devi avere questo coraggio. Ma basta. Parliamo di cose belle. Ce ne andiamo un paio d'ore sulla spiaggia? E ci pigliamo un po' di sole in faccia. Meglio di quella tua lampada fedente, no? Mancata una botta. Questa è la volta buona che ti fai fare la mano morta.